In questa partita la tensione è alle stelle. I giocatori hanno pochissimi secondi e Magnus Carlsen sta giocando contro Abdusattorov, un giocatore sconosciuto, un giocatore che adesso ha 2700 punti, giocatore più debole di Carlsen. Però la partita era importantissima perché si stava giocando nel campionato del mondo Blitz ed era una sfida tra campioni del mondo, perché Abdusattorov nel 2021 ha vinto il campionato del mondo semilampo davanti a Carlsen, e quindi Carlsen, che di solito vince i campionati del mondo Blitz e Rapid, voleva assolutamente rifarsi, e questa era una partita importantissima. Entrambi i giocatori avevano pochissimi secondi e qua Carlsen gioca torre C3. Qual è l'idea di torre C3? L'idea di torre C3 è allontanare la donna dalla difesa del pedone in D6. Se la donna si sposta, il pedone in D6 cade, il bianco avrebbe un sano pedone in più e il pedone in D5 sarebbe oltretutto passato. Un successo per Carlsen. Quindi Abdusattorov prende il pedone. A questo punto, dopo donna per A5, a questo punto il pedone in A5 è caduto e il pedone A è passato, però questo pedone A non è molto avanzato e in più di sé può cadere. Quindi Carlsen avrebbe già potuto prendere in D6, ma decide prima di tutto di giocare G3 perché l'idea è peggiorare ancora di più il cavallo del nero. Per esempio, se il cavallo del nero andasse in G6 dove sarebbe molto passivo, Carlsen potrebbe prendere in D6 o meglio ancora giocare prima torre C6 che attacca la donna, poi prende in D6, il pedone in D6 è debole, il bianco avrebbe anche un attacco fortissimo. Una volta per esempio che Carlsen prende in D6 potrebbe anche giocare H5 attaccando il cavallo e H6 minacciando il pedone in G7 che difende l'alfiere e la posizione nera diventerebbe presto insostenibile. Ecco che dunque a questo punto Abdusattorov ha un pedone in più, gli viene attaccato il cavallo e disperato prova un sacrificio pazzesco, ovvero gioca cavallo per D5. Il cavallo è in presa in D5, possibile che un giocatore così forte commetta questo errore. In realtà cavallo per D5 è il suo veleno, perché qua adesso immaginiamoci tutti i giocatori con pochissimi secondi, 10 secondi, 9, 8, prendere il cavallo no. Ecco, se Carlsen prende il cavallo potrebbe seguire E4 con attacco simultaneo alla donna e alla torre, c'è un attacco di scoperta contro la torre. Per esempio prendere in E4 sarebbe sbagliato, perché il nero cattura la torre e ha la qualità in più. Si poteva giocare donna E3, però il gioco sarebbe stato molto più complicato perché cade la qualità. Carlsen forse starebbe meglio, ma è complesso con pochi secondi. Però ecco, dopo cavallo per D5 vediamo Carlsen che mantiene una freddezza, la concentrazione e con pochi secondi gioca torre A3. Ovvero rinuncia per ora a prendere il cavallo e crea un attacco alla donna. Un attacco doppio alla donna, no? Perché la donna è attaccata, non si può interporre il cavallo per toglierlo dalla presa perché la donna non è attaccata solo dall'alfiere ma anche dalla torre. Quindi il nero ha due pezzi in presa. Il nero gioca allora donna C5. Se sei fermo da tempo sullo stesso punteggio, è perché ti mancano le conoscenze per progredire. Noi di Mattoscacco abbiamo creato la prima accademia di scacchi online per migliorare comodamente da casa. Vienici a trovare e scegli il corso più adatto alle tue esigenze. academy.mattoscacco.com. Qual è l'idea del nero? L'idea del nero è che su E per D5 il nero potrebbe provare a cercare complicazioni con E4, sempre attaccando la donna e la torre. Ovvio che il bianco potrebbe giocare donna E3, però magari qua Abdusattorov sperava magari di prendere almeno un altro pedone in D5 e complicare la partita, no? Con pochi secondi, ricordiamoci. Però ecco che Carlsen, dopo torre A3 intermedia, donna C5 non ne sbaglia una e gioca torre C1, rinuncia ancora un momento a prendere il cavallo e attacca la donna nera per portarla in una casella ancora più passiva. Ovviamente dare la donna in C1 perde. Ovviamente giocare cavallo C3 perde perché il bianco prende il pezzo e non c'è il minimo compenso con questa struttura, il nero non ha pedoni passati, ok, solo A6, però ok, cadranno già dei pedoni neri, l'alfiere è passivo e il bianco probabilmente vincerà la partita. E quindi dopo torre C1 il nero ha giocato donna B6, a questo punto è per D5, il punto è che ora non ci sono più attacchi di scoperta, E4 perde un pedone, è solo in presa, la torre in A3 non viene presa di mira dalla donna nera,
non ci sono nemmeno pezzi in C3 e quindi con questa manovra delle torri Carlsen ha creato la situazione ottimale per prendere il cavallo e avere un pezzo secco in più. Nero qua ha provato a giocare donna B2, pochi secondi, torre D3. Carlsen si mette a posto. Ovviamente la forchetta non ha nessun appoggio e su torre 8 che minaccia la forchetta ovviamente Carlsen la potrebbe evitare, no? Poi magari inizia a fare in man bassa di pedoni. Nero gioca torre F8, difende D6, re G2, perché magari il re si toglie dalla prima traversa, poi si prepara torre C6 e ora con un pezzo in più solo questione di tecnica. Donna B5, torre C6, attaccando D6, facendo anche un po' di pressione su A6. A questo punto il pedone ormai è caduto, torre 8 e a questo punto cavallo per D6. Torre 8 bellissimo che minacciava la forchetta, ma cavallo per D6 oltre ad attaccare la torre difende la forchetta. Ultimo tentativo E4, però il pedone in presa. Carlsen prende il pedone, a questo punto Carlsen ha pezzo in più per 0 pedoni, il pedone in D6 probabilmente vincerà la partita in breve e Abdusattorov abbandona. Con pochissimi secondi, penso avesse 3 secondi sull'orologio, Abdusattorov e qua Carlsen ha sorriso, ha avuto un sorriso smagliante perché era davvero felicissimo di aver sconfitto il campione del mondo semirampo in carica. Quindi una partita secondo me molto vincente con questo Zydnot che appunto ha visto pezzi in presa, attacchi di scoperta, mosse intermedie e abbiamo visto ancora che Carlsen ha una marcia in più rispetto ad altri giocatori e anche se a volte non vince tutti i tornei blitz e rapide, è comunque sempre il giocatore più forte del mondo.